Ben ritrovati, nuova puntata di Diffusion, puntata del martedì, che significa puntata dedicata ai vostri diritti. Infatti andiamo assieme a Paola Assini a scoprire i consigli dei nostri avvocati per quanto riguarda le diatribe legate agli sfratti, sia dal punto di vista e dalla parte degli inquilini che da quella dei proprietari. Buongiorno a tutti, grazie Deborah per la linea e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Oggi affrontiamo un argomento un po' spinoso, soprattutto purtroppo molto attuale dato il momento di grande crisi che stiamo vivendo, ed infatti affrontiamo il problema dello sfratto. Lo sfratto che è sempre stato un problema per gli inquilini che abitavano appunto gli appartamenti in affitto, ma che diventa al contempo un problema per i proprietari quando si trovano appunto a dover affrontare degli inquilini che non corrispondono all'affitto mensilmente. E a questo proposito affrontiamo l'argomento molto spinoso ma anche interessante e attuale con i nostri due avvocati, l'avvocato Pier Francesco Foschi, operante in Forlì, buongiorno e benvenuto, l'avvocato Marco Minoccari, esperto nel settore immobiliare. Buongiorno Paola. Buongiorno. Allora, introduciamo questo argomento molto cavilloso. Sì, ma più che cavilloso ha quasi una rilevanza politica, o meglio sociale, di stretta autorità. Hai detto benissimo, l'introduzione è corretta, perché in questo momento, in fase di crisi, oltre a un fisiologico numero in percentuale di sfratti che ci sono in ogni anno nelle nostre città, già dalle statistiche vi è una previsione di un aumento esponenziale di questi sfratti. O meglio, già nel corso del 2011, parlo di località emiliano-romagnole, ogni città ha visto un aumento dal 5 al 6 al 7% delle domande di sfratto da parte dei proprietari a fronte, parliamo per lo più di sfratto per morosità ovviamente. In questo caso. Assolutamente. E alcuni ancora non sono operativi, ma già per il 2012 anche capoluoghi nel resto d'Italia, leggevo Torino, nell'Umbria, quindi anche in realtà diversissime l'una dalle altre, quindi sia le aree metropolitane sia le piccole località, è in previsione l'aumento di migliaia di sfratti per ogni città. Senza terrorizzare su questo piano, è ovvio, è una conseguenza della crisi economica e i margini si stanno riducendo sempre di più per gli inquilini, quindi se prima c'era un dato fisiologico che era quello che, diciamola così volgarmente, ci marciava, non pagava per sua attitudine, oggi anche persone disposte di buona volontà non arrivano a coprire questi costi. Dall'altro lato, perché quello di cui ci stiamo occupando è stato ampiamente trattato da tavole rotonde, da punti di contatto tra le diverse rappresentanze di categorie, quelle degli inquilini da un lato, quelle dei piccoli o grandi proprietari dall'altro, con l'apporto anche delle prefetture, dei comuni, delle amministrazioni locali, perché è un problema sociale. Assolutamente. E a fronte di questo non ci sono moltissime possibilità, molti margini per limare l'uno e l'altro. Lo sfratto è regolato dalla legge sull'ecocanone del 78, poi rivista nel 98 con i patti in deroga, cioè il problema da decenni si pone, però oggi fisiologicamente di fronte a questo tipo di aumento il problema proprio delle autorità è dove poter limare, perché l'inquilino più di tanto non li ha. Il proprietario calare più di tanto non può calare le entrate, perché poi a monte ha la famigerata IMU, prima aveva l'ICI, ha imposte del genere, non può lasciare sfritto un immobile, e le banche o altri enti o enti pubblici difficilmente, benché lo vogliono, possono o riescono a concorrere a riempire questo sacco che non si riesce a completare da una parte o dall'altra. È un gatto che si morde la coda, perché la definizione di assolutamente. Ci sono convegni di diritto in materia che è il gatto che si morde la coda. Assolutamente. Ah sì, comunque, vabbè, adesso senza entrare troppo in argomentazioni di tipo politico-sociale, che comunque necessiterebbero un bel approfondimento. Oggi volevo solamente spiegare un attimo come funziona poi in realtà la procedura di sfratto, perché magari ci si trova in qualità di proprietario, in qualità di inquilino e non si conosce comunque come la procedura debba procedere. In realtà è un procedimento speciale disciplinato dal Codice di Procedura Civile, abbastanza anche semplice da porre in essere, tant'è che si fa appunto una notifica con l'intimazione di sfratto per morosità, che si notifica all'inquilino. Tra il giorno della notifica e il giorno dell'udienza che viene fissata devono decorrere comunque non meno di 20 giorni.
Quindi è un termine estremamente ristretto rispetto al giudizio ordinario di cognizione, quindi a una qualsiasi causa, che prevede un termine tra la notifica dell'atto di citazione e quella dell'udienza di 90 giorni. Qui invece proprio la tempistica è estremamente ristretta e quindi si vede proprio anche una sorta di favore per il locatore a liberarsi, il locatore al proprietario, e il proprietario, esatto. Di liberarsi del locatario, cioè il locatario è colui che riceve in locazione l'immobile. Okay. O conduttore, esatto. Ecco, dai. Però quando c'è la desinenza, il locatore e il proprietario, locatore, ore, esatto, ora il proprietario, il locatario è esatto, colui che abita come inquilino, ecco, che paga l'affitto. Quindi c'è una sorta di favore anche per il proprietario, perché un termine di 20 giorni è obiettivamente ristretto, certo. Non è che sia. Però quando la notifica viene fatta e quando l'udienza c'è, a quel punto lì in udienza possono succedere varie cose, però sono tipicamente comunque 4. Sostanzialmente può succedere che l'inquilino venga e sani la morosità, cioè arrivi in udienza dice va bene, il proprietario deve avere ancora 3-4 mensilità, io pago le mensilità e le spese dell'avvocato liquidate dal giudice per lo sfratto. Oppure non si presenta, oppure si presenta e fa opposizione, oppure si presenta e chiede il termine di grazia. 4 cose. Chiariamo, le prime 2 sono abbastanza... Allora, le prime 2 sono comunque alla fine, si presenta, paga, sana, ok, il procedimento si chiude. Non dimentichiamo che comunque alla fine la possibilità di sanare la morosità in udienza è consentita per un massimo di 3 volte. Dopodiché la quarta tu puoi venire, pagare, ma non conta più niente. Se voglio posso insistere e chiedere la convalida dello sfratto. Bene. La seconda è non si presenta, se non si presenta il proprietario cosa farà? Chiederà la convalida dello sfratto e quindi il giudice emetterà un provvedimento di convalida con il quale dirà da quel giorno lui, cioè l'inquilino, se ne deve andare. Poi l'inquilino invece può venire, come abbiamo detto prima, e fare opposizione, cioè dici, tu proprietario dici che io devo pagare ancora 3 mensilità, 4 mensilità, in realtà, caro proprietario, non è vero. Perché io te le ho già pagate, ti sei dimenticato, però io ho le ricevute, insomma, cose di questo tipo. Si può anche discutere comunque alla fine sul fatto di, purtroppo c'è ancora la cattiva abitudine di ricevere pagamenti in nero e quindi si può anche o fare dei contratti dove c'è l'importo indicato che è minore dell'affitto reale e quindi se i pagamenti vengono dimostrati di essere superiori a quelli indicati in contratto, effettivamente sono tutti motivi di opposizione. Ecco. Dove dice sì, tu mi chiedi questi soldi, ma in realtà io te li ho pagati già prima perché ti ho pagato ben di più. Quindi vari argomenti ci possono essere. E poi l'ultima possibilità, ecco, in quel caso lì cosa succede? Nel caso comunque in cui faccio opposizione comunque l'inquilino, il processo prosegue. Ecco, a questo proposito vi invito a discutere poi in un'altra puntata la situazione del nero, perché ci sono un sacco di situazioni. Per esempio, se una persona... Possiamo parlare anche oggi. Se una persona accetta in qualche maniera, ecco, io vado a cercare una casa in affitto e il mio proprietario mi propone un forfait, quindi mi dai, per una questione di tasse evidentemente, eccetera, mi dai un tot in bianco, quindi con regolare contratto, e un altro in busta, quindi sotto banco. Nel momento in cui dovesse capitare in una situazione del genere, come ci si comporta? Cioè, guarda, tu sei in qualche maniera colpevole altrettanto di aver accettato certe cose? No, il contratto prevede comunque una certa cifra. La legge dice che sono nulli tutti i pagamenti fatti oltre la cifra indicata in contratto. Addirittura ci sono state molte cause effettuate dopo la conclusione del rapporto di locazione per chiedere indietro, ovvero sia per chiedere la ripetizione di quello che hai pagato in più rispetto a contratto. E chi lo dimostra? Lì sono dati in contanti. Ci sono casi in cui c'è gente che è dato in più con bonifici o con vaglia postali. Perfetto, quindi c'erano delle carte che o una ricevuta addirittura. Infatti. Però sai, se hai dato solo esclusivamente contanti, la prova del pagamento è difficile, anche perché non ti nascondo che la prova del pagamento in contanti non è possibile darla per testimoni, salvo che il giudice non ammetta diversamente ai sensi dell'articolo 2726 Codice Civile. Cioè la prova di un contratto non può essere data per testimoni e nemmeno la prova del pagamento ai sensi di quell'articolo che ti ho detto, salvo che il giudice non ammetta ugualmente alla prova viste le situazioni contrattuali o di fatto sottostanti. Quindi
È un po' un rischio, no, è un rischio. È un rischio per entrambi. Per è entrambi. un rischio poi anche per il proprietario, perché per un certo periodo c'era stato un buon sistema, cioè cominciava di incentivazioni a fare contratti chiari, regolari, che erano, la principale era la riduzione dell'ICI. Con un contratto agevolato, quindi che venisse incontro, era un po' il sistema che si stava diffondendo ovunque. Dico si stava perché prima c'era l'ICI, con l'IMU è cambiato. Con un contratto agevolato il proprietario aveva uno sconto fino al 70% dell'ICI, quindi era fortemente incentivato a regolare in bianco, aveva maggiori tutele, ovviamente pagava più tasse, ma poi ne pagava di meno come proprietario dell'abitazione. Purtroppo questa disposizione, almeno con l'introduzione dell'IMU, oggi non c'è. Quindi anche con quel discorso che facevamo prima, il meccanismo funzionava, per cui ero incentivato ad avere un inquilino, pur con delle difficoltà, però in sede di sfratto poi ottenevo delle agevolazioni nella procedura e anche come tasse pagavo di meno. Oggi con l'IMU questo non c'è, cioè che la mia casa sia, è brutto dirlo oggi, ma sfitta o abbia degli inquilini dentro, pago esattamente la stessa cosa. Quindi questo riporta a quel meccanismo per cui qualcuno potrebbe essere incentivato a fare delle cose non regolari, però rischiando tanto il proprietario. Sì, però poi si rischia, perché il proprietario che comunque alla fine facesse un contratto di quel tipo si troverebbe poi comunque alla fine completamente alla mercé dell'inquilino, che dice: ma scusa, nel contratto c'è scritto questo, io ti do questo, non ti do niente in più. E infatti comunque secondo me, cioè anche per l'emersione del nero, mi sembra quasi impossibile che un proprietario possa imporre il pagamento di una somma superiore. Se viene fatto, non lo so, magari si è già fatto firmare prima una lettera di risoluzione del contratto, cioè in bianco, però si espone a dei rischi tali. Oggi è molto rischioso, ecco, voglio dire, fare del nero, anche perché ci sono tante forme, insomma. No, rischioso e poi soprattutto illegale. Canone concordato, ci sono tanti modi di, insomma, cercare un attimo di venirsi incontro. Ma sai, oggi con l'aspetto fiscale, comunque alla fine oggi, tra l'altro, è difficile riuscire comunque ad avere delle situazioni comunque vantaggiose. Pensa che comunque anche negli immobili vincolati dalla soprintendenza, che prima avevano un beneficio notevolissimo, perché non si pagava nessuna tassa sulle rendite di locazione comunque degli immobili vincolati, invece l'introduzione dell'IMU e anche l'introduzione di un'altra modifica legislativa ha detto che comunque negli immobili vincolati l'unico vantaggio è che paghi in realtà sul 65%, se non ricordo male, o 75% del canone di locazione che tu percepisci, le tasse. Ma prima, per esempio, lo grosso scandalo era a Roma. A Roma c'erano tutti immobili vincolati, tutti i proprietari prendevano il loro reddito senza pagare una tassa, salvo, scusatemi, proprio la rendita catastale, quindi si pagava su quello. Effettivamente è stato comunque un bel taglio a queste posizioni di privilegio totale, ecco, non ti nascondo che effettivamente è una situazione che era effettivamente un po' esagerata. Però insomma, adesso qui abbiamo discusso molto. Poi un giorno parleremo anche di cedolare secca e altre cose. Esatto, se vuoi parliamo anche di quello. Però eravamo arrivati a cosa può succedere all'udienza di sfratto. Esatto. Ecco, allora abbiamo detto, sana, non si presenta, fa opposizione, l'ultima chiede il termine di grazia. Il termine di grazia che cos'è? Il termine di grazia è sostanzialmente una richiesta. Nell'udienza davanti, benché sia in tribunale, davanti al giudice, l'inquilino, il conduttore non ha bisogno dell'assistenza dell'avvocato, cioè è facoltativa, può costituirsi se ritiene per fare un'opposizione, ma come spesso accade, per venire a dire pago. Oppure chiedo quasi a mani giunte un termine di grazia, non c'è bisogno, può venire da solo. Ma cos'è questo termine? Il termine di grazia è un termine che è previsto ancora dalla legge dell'equo canone, il giudice può concedere in presenza, questo è un po' l'assurdo, di concrete ed obiettive situazioni personali. La prassi, visto che le udienze di sfratti sono una fila di persone che si presentano un giorno alla settimana davanti al giudice, diventa tutt'altro che il controllo di queste concrete situazioni obiettive. Le situazioni obiettive sarebbero situazioni di salute, ho perso il lavoro, situazioni drammatiche del diventa chiedo un termine di grazia, il giudice dice va bene, lo concedo, è un termine di ulteriori 90 giorni o 60 giorni, che il giudice, ma a volte slitta anche di più, perché io ho visto anche dei termini di grazia attorno ai 120 giorni, 4 mesi. No, cioè magari è l'udienza ai 120 giorni, ma il termine sarebbe 90 giorni. Perché il termine di grazia sono ulteriori 3 mesi, diciamolo, perché l'inquilino possa provvedere al pagamento.
Poi però ci deve essere un'altra udienza in cui il giudice verificherà se in quei termini di 90 giorni l'inquilino ha pagato. Che Attenzione, cosa? faccio una domanda. Scaduti, a scadere e le spese legali. Ecco, quindi questi 3 mesi nel termine di grazia sono comunque in qualche maniera contestualizzate all'interno della somma che lui deve, quindi sì, cioè che alla mano fine si aumenta. ritroverà a pagare tutto, quindi Certo. non sono di grazia nel senso che io ti do il tempo di sanare il debito passato. No, ti do. ti do No, il tempo c'è di sanare tutto, il debito ok. passato. Ma mi devi Ma pagare anche anche tutto questi, quello perfetto. Cioè, attualizzandolo al momento del pagamento. Nella prassi invece diventa un termine così ordinario che l'inquilino riesce ad ottenere, quindi un rinvio di altri 2 o 3 mesi, dopodiché a quell'udienza successiva, la seconda, il giudice verificherà se c'è stato il pagamento o meno. Se arriva e paga, torniamo al punto di prima, lo può fare non più di 3 volte nell'arco del contratto. Benissimo, ma io mi chiedo questo, nel caso in cui dopo 3 mesi appunto ci fosse il processo e si andasse comunque davanti al giudice. No, sì, Sì, cioè, Sì, vabbè. no, sto Il giudice facendo rinvia un quell'udienza. quesito, si ottiene il termine di grazia, dopo 3 mesi l'inquilino effettivamente non paga, cosa succede? Arrivi all'udienza e chiaramente il proprietario chiederà la convalida dello sfratto. Benissimo, ma giudice al convalida. proprietario che cosa va in tasca? Niente? Ah, beh, Cioè, no, ha ma perso è- 6 mesi effettivi? Sì, certo, sì. Ma guarda tu. E infatti si parla, nella media, uno sfratto per diventare esecutivo, cioè per arrivare al punto finale in cui l'ufficiale giudiziario mi ridà le chiavi del mio appartamento, passano in media, se si è veloci, dai minimo 6 mesi ai 9 mesi, un anno. Sì. La media è sui 9 mesi. Quindi anche con tutte le cautele del caso, la velocità, prima non si può fare, perché sommando il termine di grazia, poi adesso vediamo subito, il giudice convalida lo sfratto. Cioè mettiamo l'ipotesi finale, o a quello prima udienza o alla seconda di verifica, ancora non paga e quindi dice benissimo, ti do una data, quindi il giudice fissa una data, entro la quale l'ufficiale giudiziario può andare e ahimè far sloggiare lo dico in termini L'inquilino. poi dopo, Sì, l'inquilino. beh, questo mi sembra insomma un po', perché fondamentalmente potrebbe essere un comportamento adottato anche da persone che effettivamente non hanno problemi No, per infatti. non pagare gli ultimi mesi d'affitto, magari in una casa pronta dove Sì, andare, sì, ma cioè, assolutamente. dovrebbe esserci, questo termine di grazia dovrebbe avere Ma non- delle conoscenze appropriate alla base. È che quello è un termine di grazia giuridico, cioè lo prevede la legge. Poi c'è un termine burocratico, ossia il giudice fissa una data di solito 2 mesi, 60 giorni Dipende, dopo sì, l'udienza, esatto, però così. entro la quale posso mandarlo via. Ma non è che quel giorno l'ufficiale giudiziario va e lo manda via effettivamente. Per un motivo Io- semplice, perché comunque l'inquilino ha tempo fino a quel giorno. Fino a quel giorno, quindi, Certo. quindi si aspetta quel giorno, se a quel giorno successivo al processo, il processo è finito, è terminato, il proprietario si è munito di un titolo che è l'ordine del giudice che dice che a quella data se ne deve andare, se a quel giorno non se n'è andato, devo fare un precetto, cioè un'intimazione, una lettera fatta dall'avvocato che dà ulteriori 10 giorni massimi per liberare l'immobile. Arrivo già alla tua domanda, e se non lo fa in quei 10 giorni, Esatto. a quel punto andrò dall'ufficiale giudiziario dicendo sfrattalo, però devo dare tramite l'ufficiale giudiziario un preavviso di sfratto, cioè Esatto. devo indicare all'inquilino il giorno giorno in cui- esatto in cui si presenterà l'ufficiale giudiziario. E come si presenta? In 1, 2 o 3 volte. La prima volta da solo, cioè ci va l'ufficiale giudiziario dopo averlo avvisato. Questa è prassi, È prassi, non è cioè- legge. Sì, Cioè, sì, questa sì, è prassi. assolutamente. Per sono ave- la È quello che consuetudine. succede di solito. Esatto. Ecco. L'ufficiale giudiziario, dopo aver avvisato, quindi dopo avergli dato il precetto di 10 giorni, dopo avergli detto veniamo il 15 Preavviso, gennaio, esatto. il 15 gennaio si presenta. Se l'immobile è libero lo riconsegna al proprietario, se non è ancora libero dovrà fare almeno un altro accesso, come con la forza pubblica. In alcune città, parlo anche qui dell'Emilia Romagna, gli accessi sono addirittura 3 prima di arrivare alla forza pubblica. L'intervento della forza pubblica è richiesto dal proprietario e dall'ufficiale giudiziario che contatta la prefettura, che mette a disposizione agenti di polizia o altre Carabinieri. forze, carabinieri, e anche il caso del medico legale, mi sembra. Allora lì però dopo sono richieste che vengono fatte magari dall'avvocato del proprietario, In perché condizioni perché particolari. cosa può Condizioni succedere? particolari, ovviamente, Quando ci si medico. presenta sul posto comunque alla fine, cioè, una cosa è il diritto e la teoria nell'aula di giustizia, una cosa è trovarsi lì a fare lo sfratto, che è una cosa un po' Assolutamente. diversa. Ecco. Allora può capitare delle volte che ci sia una persona dentro e non apra. Allora tu vai con la forza dell'ordine e poi cosa fai? Devi cambiare la serratura. Quindi c'è un fabbro
il quale comunque smonta la serratura, rompe la serratura, trapana la serratura e va dentro e sostituisce la serratura. Mamma mia, che situazioni. No, volevo chiedere un'altra cosa. Quindi delle volte per aprono, carità. si apre e ti dice vabbè siamo qui, quindi va bene, però la serratura va cambiata lo stesso, quindi il trapano deve fare il lavoro. Certo. Magari ti trovi di fronte, cosa. ecco. Nel caso in cui andasse via l'inquilino e lasciasse i mobili, questi mobili appartenenti appunto all'inquilino, possono essere ritenuti un risarcimento in qualche maniera per molto indiretto. Allora, per il adesso ti spiego. proprietario? Allora, il punto è questo. Perché a volte, scusate, perché mi viene in mente un quesito di un telespettatore che chiedeva, essendo appunto proprietario, che cosa poteva farne di questi mobili una volta Allora, il punto è andato questo. via l'inquilino. Lo sfratto per morosità è finalizzato ad ottenere un titolo esecutivo per il rilascio. Però, una volta ottenuto quel titolo, si può, nell'ambito e nell'alveo della stessa procedura, chiedere anche un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere fino al giorno della convalida. Quel decreto ingiuntivo equivale, è provvisoriamente esecutivo ex legge, quindi può essere un titolo esecutivo per poter chiedere il pignoramento anche di quei mobili. Benissimo. Quindi con quel pignoramento di quei mobili tu puoi chiedere l'assegnazione corrispondente al valore che è il tuo decreto ingiuntivo oppure chiederne la vendita. Perché sì, al momento dello sfratto, io ho visto dei casi del genere, Certo. arriva l'ufficiale giudiziario, il proprietario, ma dentro non c'è nessuno, cioè la persona ormai se n'è andata lasciando 4 arredi, pochi mobili. In quel caso viene fatto un inventario dettagliato, perché a quel punto vengono individuati, questo inventario verrà rilasciato al proprietario, il quale potrà chiedere al giudice l'assegnazione o il pignoramento di quei beni. Purtroppo spesso si tratta di beni che hanno un valore scarsissimo e che non compensano Assolutamente, però. l'affitto, Sì. e soprattutto dovendosene liberare non può buttarli via, attenzione, No, ma io delle volte li deve far depositare in teoria a spese dell'inquilino, ma se non lo troviamo più, Sì. prima tramite una richiesta al giudice, adesso per sintetizzare, prima uno riesce a sbarazzarsi, se no ha dei costi ulteriori. Io Pazzesco. delle volte ho chiesto l'autorizzazione al giudice del trasporto in discarica, essendo a valore zero comunque i beni che si sono trovati dentro. Però prima devo fare il pignoramento, una stima. No, oppure devo chiedere l'autorizzazione al giudice di spostare comunque i mobili da un luogo all'altro. Sì, no, Ah beh sì, no, sì, prima la vanno stima va stimati. fatta. Sì, La certo. stima va Beh, fatta. comunque, è un discorso No, estremamente perché comunque ampio no, perché e è delicata la cavilloso. questione, perché tra No, l'altro, sì. essendo i mobili comunque di proprietà dell'inquilino, tu non puoi farne quel che vuoi solo perché sono in casa, perché sennò sarebbe una proprietà indebita e Infatti. ecco. Quindi, Questo è il paradosso del paradosso, perché Esatto. oltre al danno, veramente la Esatto. beffa di doversi accollare anche i costi delle 4 cose lasciate da questo inquilino inadempiente, nel peggiore dei casi, perché poi invece a volte le situazioni sono drammatiche, uno è costretto perché veramente non riesce a soccombere alle spese. comunque il tempo è tiranno. Il e tempo è oggi dobbiamo tiranno, chiudere. noi dobbiamo salutarvi e speriamo insomma che questa puntata vi sia stata utile. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! Buonasera a tutti. Arrivederci. Vi ricordo che se avete delle domande da fare ai nostri esperti potete inviare una email a programmi@di-altotv.net. Questa puntata si chiude qui, io però vi ricordo l'appuntamento di domani, mercoledì andiamo tutte a farci belle, andiamo a scoprire lo smokey eyes, un trucco particolare per gli occhi e anche la cura dei piedi con il manicure. Ciao!